Nuovo forte appello di Papa Francesco che dice la pace è possibile. Giovan Battista Brunori. Rinnovo l'appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di pace. Si arresti l'attacco per venire incontro alle sofferenze delle popolazioni stremate. Di fronte a 40.000 persone giunte in San Pietro per la recita del Regina Coeli, nella seconda domenica di Pasqua, che coincide con la Pasqua ortodossa, Papa Francesco torna ad invocare una tregua in Ucraina a 2 mesi esatti dall'invasione russa. Proprio oggi ricorrono 2 mesi dall'inizio di questa guerra. È triste che in questi giorni, che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani, si senta più il fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la resurrezione. Il pontefice saluta i partecipanti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, chiede a tutti di pregare per la pace e di avere il coraggio di dire che la pace è possibile. I leader politici, per favore, ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non un'escalation del conflitto. In precedenza, la celebrazione in Basilica, nella Domenica della Divina Misericordia. Il Papa ha lasciato celebrare l'arcivescovo Fisichella, troppo forte il dolore al ginocchio, che nei giorni scorsi lo aveva costretto a rinunciare ad alcuni impegni. E oggi una marcia straordinaria per la pace da Perugia ad Assisi, oltre 10.000 persone in cammino per chiedere che si fermino ovunque i combattimenti. Luca Raimondo. Oggi abbiamo cercato di esprimere non soltanto solidarietà, non soltanto